Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. Buongiorno a tutti cari amici, giochiamo oggi un'altra partita, lanciamo una sfida sempre a 3 minuti e vediamo chi accetta. Ci hanno già accettato un giocatore con 2000 punti elo, abbiamo il bianco, ancora una volta proviamo a giocare aggressivi e giochiamo i 4, ok, ci hanno giocato i 5, ora proviamo a giocare cavallo F3 e su cavallo C6, poi sono tante mosse, proviamo a giocare un'apertura che si chiama 4 cavalli, 4 cavalli perché, ecco, qua l'apertura si chiama 4 cavalli perché davo per scontato cavallo F6, lui ha giocato alfiere C5 che secondo la teoria è già un errore. A questo punto una combinazione punto esclamativo cavallo per E5, una combinazione che non permette di guadagnare materiale ma permette di guadagnare il centro. Ok, adesso prendo in E5, ora il bianco ha più centro, ora posso giocare alfiere D3, arrocco, F4 con una eccellente espansione. Ora ok, mi rovina la struttura ma non fa nulla, ora potrei anche giocare E5 per esempio, il cavallo deve muoversi ancora, questa posizione è rovinosa per il nero. Dove va il cavallo? Ok, a questo punto ha giocato cavallo D5, ora potremmo giocare già mosse come donna G4, continuando l'attacco potremmo inserire prima C4. Per esempio donna G4 mi piace molto, io non so che cosa giocherebbe lui su donna G4. Entrambe le mosse mi piacciono, C4, donna G4. Giochiamo donna G4 subito, perché ora attacco il pedone in G7, come fa a difendersi? Su arrocco alfiere H6, ha già commesso un errore in apertura in nero, secondo me il bianco dovrebbe avere un vantaggio molto buono. Sì, la 4 cavalli è ottima perché molti si aspettano l'italiana dove alla terza mossa indifferente giocare alfiere C5 cavallo F6, mentre qui c'è una grandissima differenza. Ora è già costretto a rovinare la sua posizione con mosse come G6 oppure re F8, dove in entrambi i casi la posizione non è granché, no, per il nero. Quindi potremmo già dire che il bianco è soddisfatto dall'esito di questa apertura. Poi ovviamente si può perdere. Abbandonato. Ok, abbandonato, di fatto ha già fatto un errore importante. Allora proviamo, visto che la partita è stata così veloce, proviamo a farne un'altra. Personalizzato sempre senza punti. Ok, giochiamo. Vediamo adesso come va. Vediamo se qualcuno accetta. Quindi interessante nella 4 cavalli come alfiere C5 alla mossa 3 sia sbagliata. Adesso dice che la partita inizia a breve, ho sfidato qualsiasi giocatore, vediamo chi ci accetta. Prima hanno accettato subito, ora non ci faranno aspettare ore e ore. La partita comincia a breve. Ok, vediamo. Proviamo a lanciare... Proviamo ad ampliare il range, nuova partita, personalizzato, mettiamo un range infinito, sempre senza punteggio, potremmo anche mettere 5 minuti, però di solito 3 minuti dove accettano di più. Non so se intanto, ok, intanto probabilmente posso provare ad analizzare la partita, ah ok, hanno accettato. Ok, E4, giochiamo E5 a questo punto, il giocatore della Grecia. Ok, D4, partita del centro, vediamo, adesso giochiamo cavallo C6, una variante che trascura un po' lo sviluppo qua, cavallo F6, che ha giocato cavallo C3, a questo punto giochiamo alfiere B4, che è una delle mosse più aggressive, vogliamo giocare arrocco, poi potremo, dopo arrocco possiamo giocare torre 8, D5, qua il nero dovrebbe andare a stare bene, ecco ha giocato F3, che secondo me è sbagliata. A questo punto penso che possiamo proprio giocare D5, no? Il nero si sta già impadronendo dell'iniziativa. Ok, donna D3, adesso potremmo forse prendere in E4, perché no? Se prendiamo in E4 non andiamo a stare bene. Ok, a questo punto gioca torre per D8, però la sua struttura è un po' danneggiata già. Adesso prendiamo in E4 un pedone isolato. Ok, a questo punto potremmo prendere in D2 oppure potremmo svilupparci con alfiere G4. Entrambe le mosse sono molto molto promettenti. Alfiere G4 mi piace, anche alfiere E6 potrebbe essere interessante per iniziare a vedere che cosa gioca, ma giochiamo alfiere E6 per vedere, o prendiamo, non lo so.
per semplificare, no? Per vedere come continua la partita. Ora magari, ok, infatti ha difeso questo pedone, no? Che non si sa mai, magari potevamo anche pensare di prenderlo. Ora per esempio diamo scacco, no? Uno scacco così non fa mai male. Va bene, ora ha messo l'alfiere in D3. A questo punto penso che stiamo un pochino meglio, no? Perché il suo alfiere potrebbe essere considerato, no? Il famoso alfiere cattivo. Ora ci centralizziamo e potremo muovere il re verso il centro. Sì, il nero dovrebbe avere un leggero vantaggio qua, no? Perché lui appunto ha l'alfiere cattivo. Ora quando non si sa cosa fare, re al centro. Ok, a questo punto ho giocato torre di 1. Poi ecco, proviamo, ok, non è la migliore, no? Ma probabilmente non sarà la migliore, ma proviamo a effettuare dei cambi per vedere appunto se potrebbe risaltare appunto, no, l'alfiere buono contro l'alfiere cattivo. Ora il piano è semplicemente mettere tutti i pedoni sul nero. A questo punto provo a giocare, giochiamo B6. Ora vediamo se vuole cambiare l'alfiere. Se cambia l'alfiere sono ok, non lo vuole cambiare per ora. Giochiamo, non so, C5. Ora non so cosa giocherà. Ok, C3, a questo punto torniamo indietro. Secondo me dovremmo stare meglio appunto per l'alfiere buono contro l'alfiere cattivo, come vedremo. Ok, ha giocato questa, ora centralizziamo il re. Ora appunto ci sono tutti i pedoni sul nero, ha un pedone debole, il nero ha un vantaggio accademico, no? Anche se forse non è sufficiente per vincere. Però ok, qua il nero si diverte, una posizione senza rischi, si può dire che il nero gioca gratis, no? Praticamente. E ora per esempio si può mettere qua un alfiere, poi magari è possibile espandersi ancora di più con i pedoni, sempre su casa nera, se possibile. Ok, a questo punto ha giocato B3, giochiamo A5, tutti i pedoni su casa nera. Ok, a questo punto attacchiamo il suo pedone e vediamo come la partita si sviluppa. E ora per esempio giochiamo, no, H6 no, perché potrebbe servirci questo tempo. Giochiamo in questo modo, ora magari facciamo pressione sul suo pedone, che adesso ho giocato B4, ora giochiamo così. Ok, sì, la partita è molto difficile adesso, ma proviamo a vedere se riusciamo a rubarla. Ok, a questo punto alfiere 8, continuiamo a girare di qua e di là. Ok, ora alfiere A4, giusto per fargli un po' di paura. Ok, ora mettiamo l'alfiere in D1. Ora mettiamo l'alfiere in G4. Ok, alfiere 6. Alfiere B5 ha giocato, va bene, ora giochiamo alfiere F7. Alfiere G6. Ok, manca poco tempo. Ora penso che ho fatto un errore clamoroso, ora dovremmo vincere. E ora prendiamo in F3, ora il finale di pedoni si dovrebbe vincere, penso. Vediamo se sbaglio o no. Ora giochiamo H5. Ora dovremmo metterlo in zuzza, re F3, B5, e ora entriamo con il re da una parte o dall'altra. Sì, questa partita non è molto pulita perché la tecnica, dico, non è molto pulita perché il vantaggio decisivo è venuto, cioè, girando di qua e di là. Però ora diciamo che si usa il pedone come esca, no? Si va a prendere il pedone B4, poi si accompagna il pedone via donna, poi 13 secondi per vincere questo finale, no? Basta stare attenti un attimo allo stallo. Per ora non ci sono ancora rischi di stallo. Ora vediamo dove mettere. Ok, sto giocando tutto con le pre-move. Lo ripeto, per ora non ci sono rischi di stallo, quindi ora tagliamo fuori il re e poi diamo matto in 2, poi matto in G2 imparabile. Ok, questa partita è andata bene. Ho giocato a un certo punto, ho giocato in modo un po' accademico qua quando ho giocato cavallo di 4, perché sarebbe stato meglio mantenere i pezzi per giocare per vincere, ma volevo appunto giocare questa posizione senza rischi e mettere in luce un po' il vantaggio, no? Di non avere pedoni come bersagli. Alla fine cioè, la cosa bella nella pratica, potete fare anche voi, è che io posso continuare ad attaccare il suo pedone in E4, lui non ha pedoni, non mi ha fissato pedoni sul bianco, quindi adesso in un momento lui ha sbagliato a mettere l'alfiere in F3, mi permette questo cambio, il finale di pedoni è vinto perché ho i tempi di riserva, posso giocare H5 o B5, no? Qua ho vari tempi di riserva, gioco questa B5, no? Se va in E3 entro in G4, se va in G3 re in E4 vinco grazie all'opposizione.
Spero che queste partite vi siano piaciute e ci vediamo la prossima volta.